Ben ritrovati con una nuova puntata di Un quarto d'ora con oggi, un quarto d'ora con Alessandra Sponda, consigliera regionale del Veneto. Benvenuta. Grazie per l'invito, è un piacere essere qui. E come sempre in studio con noi anche il direttore Matteo Scolari. Grazie mille Alessandro e benvenuta ad Alessandra Sponda. Grazie. Partiamo con un bilancio di questa legislatura veneta che si sta per chiudere, manca ancora la data delle elezioni, però quali risultati si sente di poter dire di aver portato a casa in questa che era la prima esperienza da consigliere regionale? Ma allora io Alessandro sono stata eletta all'età di 29 anni dopo un percorso di gavetta, perché la gavetta anche in politica è fondamentale negli enti locali, nel comune di Lavagno dove sono stata sia consigliere che assessore comunale. I traguardi, i risultati, allora 5 anni come anche per i comuni non sono sufficienti ma sono stati un bel inizio, un bel percorso e mi hanno permesso di lavorare su tantissime tematiche che vanno dalla promozione del territorio, noi soprattutto per la zona collinare con un progetto di legge che poi è diventata la legge 25-2021 che si occupa proprio della promozione delle zone collinari, legge Colli Veneti, che ha avuto avrà l'obiettivo futuro anche di promuovere proprio non solo i prodotti enogastronomici ma anche le bellezze paesaggistiche, architettoniche della nostra provincia di Verona e di tutti i comuni che fanno parte proprio della zona collinare. E questo per la promozione del territorio, un'attenzione molto particolare alla sicurezza idrogeologica del territorio, perché voi sapete la provincia di Verona in alcune zone in particolare ha delle fragilità notevoli e purtroppo gli ultimi 15 anni di storia recente ci hanno dimostrato quanto in realtà questo territorio va tutelato e preservato, soprattutto chiaramente la popolazione che ci vive, da fenomeni atmosferici che ormai sono del tutto incontrollati, incontrollabili. Già 15 anni fa appunto abbiamo visto nell'est veronese. Nell'est veronese, ci ricordiamo le immagini di Monteforte d'Alpone nel 2010, vero? Quando è stato mezzo comune è stato alluvionato e all'epoca era venuto perfino Berlusconi a cercare di portare un po' di solidarietà a un territorio che era veramente stato messo in ginocchio. Ma poi insomma la sicurezza idrogeologica noi sappiamo che come in tante altre materie, come in tanti altri casi, che fa la differenza è la prevenzione e la manutenzione continua di questi torrenti. Più l'amministratore locale fa squadra con la regione per la manutenzione, meglio e in maniera più semplice vengono gestite poi situazioni difficili dove chiaramente in caso di precipitazioni straordinarie si riesce a operare, si riesce a intervenire scongiurando disgrazie, perché alla fine l'obiettivo è quello. E dopo Vaia bisogna dire che effettivamente il Veneto ha fatto molto. A proposito, Vaia appunto è stato, la reazione a Vaia è stata uno dei cavalli di battaglia del presidente Zaia in questi anni. Zaia che chiude un'epoca anche lui in questi 15 anni da governatore. Cosa lascerà un vuoto? Come considera questa lunga esperienza al governo della regione? Ma allora, Luca Zaia è il Veneto, no? Luca Zaia è la regione Veneto. Io ho avuto la fortuna di lavorare al suo fianco 5 anni. Insomma, diversi miei colleghi sono seduti a questo tavolo prima di me e sicuramente avranno detto le stesse cose, perché l'impressione comune è la stessa. Un bravissimo amministratore, una persona carismatica con una competenza straordinaria e trasversale che non è da tutti, e poi la parte comunicativa è Zaia. Chi è che non ama il presidente Zaia? Cioè è impossibile, no? E quindi ecco, I colleghi di opposizione hanno qualcosa da ridire. Io sarò di parte, però ecco, è stato un grande presidente e io devo dirvi 5 anni vicino a lui sono stati una grande fortuna per me e un grande piacere. Infatti lei tra l'altro è stata eletta in lista Zaia. Alle prossime elezioni appunto non sappiamo ancora come andranno, come saranno organizzate le liste, però mancherà, e forse quindi quel tra virgolette boost di voti dato dal nome di Zaia potrebbe mancare a qualche consigliere. Secondo lei come ci sarà una ricalibrazione un po' dei seggi e dei pesi anche elettorali in Consiglio? Allora, sicuramente ogni elezione va a sé, no? Finisce
un'era straordinaria dopo 15 anni, quindi ci avventuriamo in una campagna elettorale, in una nuova legislatura che sarà nuova sotto tantissimi punti di vista, quindi è chiaro che anche i pesi all'interno del Consiglio regionale saranno molto diversi. 50 consiglieri che rappresentano le 7 province del Veneto, 9 per la provincia di Verona, verranno ridistribuiti in base alle forze politiche, in base alle percentuali di lista e poi anche in base alle figure dei consiglieri, perché cioè, alla fine oggi la politica, io sono una classe 91, io vedo tanto, parlando con le persone, stando in mezzo alla gente, non si vota, o si vota anche il partito, ma si vota la persona, no? Cosa la persona ha fatto per un territorio. Quindi io è un aspetto questo che per questa campagna elettorale non mi sento di sottovalutare. Le ricordo al pubblico che durante questo suo primo mandato da consigliere regionale le è stato affidato innanzitutto un ruolo istituzionale tecnico importante di consigliere segretario, e poi magari ci spiega al pubblico soprattutto cosa significa, e è diventata mamma. È riuscita a conciliare questi due aspetti, uno più familiare, l'altro più tecnico appunto, portando avanti l'impegno come consigliera da donna. Lo sottolineo perché ecco, la conciliazione famiglia-lavoro è importante e va tutelata, va difesa, va anzi promossa qualora lo si possa fare. Allora, è assolutamente un tema che mi tocca da vicino. Io ho scelto di diventare mamma nel mezzo della legislatura, che forse è stato sicuramente il momento migliore. È tutta un'organizzazione, le giornate sono tutte un po' come, adesso tutte le mamme in ascolto diranno ha ragione, ma allora la sveglia sono alle 5, 5 e mezza, e si fa tutto, no? Si fa tutto, la tabella di marcia è rigida, però ci facciamo stare tutto, bisogna che ci facciamo stare tutto. Io parlo sempre con delle colleghe che sono magari assessori o sindaci, anche mamme, e ce lo diciamo sempre, no? La buona organizzazione, cercare di avere un bel supporto familiare, perché quello ci deve essere. Se tu hai alle spalle una famiglia che ti sostiene, ce la facciamo, ce l'abbiamo fatta tutte, quindi ecco. E con il ruolo invece di consigliere segretario? È un ruolo tecnico, è un ruolo che mi piace molto, mi appassiona molto, mi occupo della gestione dei lavori d'aula, e quindi la presenza è essenziale, e chiaramente bisogna seguirli, bisogna essere molto attente anche nei tempi, nelle modalità di svolgimento delle sedute, però sicuramente è stato per me una bella occasione, e anche qui il grazie va al presidente Luca Zaia, perché ha scelto di promuovere una ragazza giovane di 29 anni con un ruolo molto importante, quindi io devo solo ringraziare per questo. C'è un luogo comune che spesso circola anche negli ambienti politici: Verona dimenticata in Veneto, dal Veneto, dai palazzi di Venezia. È un luogo comune o c'è un fondo di realtà? Allora, è sicuramente un luogo comune, nel senso che vi spiego, sul territorio girando, ma anche parlando con tanti amministratori locali, perché fare rete è essenziale. Se tu conosci i problemi del territorio e parli con gli amministratori, riesci a portare in consiglio, a portare in regione, a portare a Venezia le problematiche di un territorio. Io seguo tanti bandi regionali che sono di mio interesse, che vanno dalla sicurezza idrogeologica, ne parlavamo prima, ma anche il tema sociale. Adesso nelle prossime settimane è in uscita un bando regionale che si occupa proprio di terzo settore. Se si fa squadra, se si fa rete, poi le graduatorie di questi bandi parlano da sé. Noi abbiamo comuni anche piccolini che partecipano, in alcuni casi arrivano primi in Veneto. Secondo me tutto sta nel lavoro di squadra, e tutto sta nell'essere sul territorio, perché se tu sei nel territorio, a me a volte dicono: Alessandra, vai sempre alle sagre, no? Ma bisogna andare, bisogna mangiare insieme alla gente, bisogna parlare con le persone. Il mio numero di telefono è sempre a disposizione, perché se fai così riesci a ottenere dei risultati. Poi certamente noi abbiamo avuto in questa legislatura il presidente Luca Zaia, che penso che a Verona sia venuto almeno nei 10 giorni, perché insomma tra fiera, tutte le fiere era sempre presente, sul territorio era presente, quindi mi direi proprio che non è così. Ecco. A proposito del rapporto con i cittadini, appunto diceva le sagre, quali sono i temi che tirano fuori più spesso i cittadini quando le chiedono qualcosa o le presentano qualcosa?
Allora, c'è un'attenzione fortissima verso il nucleo familiare in generale. Parliamo delle mamme lavoratrici, parliamo dell'ambito dell'infanzia, no? La prima infanzia, la 0-3, che è forse un momento delicatissimo, no? Per la famiglia, perché chiaramente se c'è un buon servizio 0-3 a livello educativo scolastico, la famiglia, entrambi i genitori riescono a lavorare bene, con serenità, e allora si riescono, a livello sociale si sta bene. C'è una tensione molto forte verso la terza e quarta età, perché sappiamo che oggi il Veneto, per fortuna, ha una età media di vita molto alta, però abbiamo persone che appartengono alla quarta età che hanno un quadro clinico che spesso è molto complesso, no? Perché chiaramente persone di 85, 90 anni, 95 anni chiaramente possono avere delle patologie, per cui, e lì c'è un tema che a me sta molto a cuore, che è quello degli anziani soli, no? Il cercare di coinvolgerli, di mantenerli attivi, che devono appartenere al nucleo sociale di una comunità. Questi sono temi che tornano molto, e poi temi forti nel nostro territorio, che possono essere l'agricoltura, che chiaramente noi siamo un territorio con una fortissima vocazione agricola, e poi i temi come di protezione e di prevenzione anche delle zone più delicate, come ad esempio la Lessinia, le zone montane, perché anche lì è importantissimo investire, è importantissimo ascoltare quelle parti della nostra provincia, quei comuni, perché la Lessinia deve essere una zona con di servizi quanto il resto della provincia di Verona, ecco. Prima di chiudere, facciamo di nuovo un salto a temi più ampi, come quello dell'autonomia. È stato un tema forte per il presidente Zaia, un tema forte da sempre per la Lega, un'autonomia che è partita in qualche modo, però forse è partita azzoppata? Allora, intanto è un tema, e ci tengo a sottolinearlo, direi nostro come partito, come principio della Lega, che abbiamo sposato, fatto nostro. Il presidente Luca Zaia da 15 anni che segue questa materia, questo obiettivo. Io direi che non è una questione di essere azzoppato o meno, è una sfida difficile, è un risultato che noi abbiamo cercato di ottenere negli anni con immensi sacrifici, perché voi insomma, come giornalisti avete anche seguito la vicenda, no? Non è stato facile sia diciamo, l'iter dal punto di vista normativo, ma poi soprattutto anche di coinvolgimento di un territorio, perché quali sono i vantaggi che porta l'autonomia differenziata? Bisogna spiegarlo ai cittadini, bisogna fare in modo che ci sia anche un coinvolgimento da parte del territorio, e secondo me questa battaglia arriverà perché c'è stato un lavoro straordinario e di squadra della Lega, e sono sicura che porterà dei grossi benefici per la nostra regione. Lei auspica, dicevamo, torno al discorso della parità di genere, anche a una partecipazione maggiore delle donne in politica, perché insomma il numero è sottodimensionato rispetto ai colleghi maschi, no? È un tema molto delicato questo, perché come voi potete immaginare, no? Noi donne abbiamo da sempre e giustamente l'obiettivo di fare carriera, no? Di seguire le nostre ambizioni professionali, ma anche quello di accudire i figli, crescere e mantenere sana una famiglia, e non sono temi facili. Sicuramente in politica noi donne abbiamo così l'inventiva, abbiamo la tenacia, e anche a volte anche quella posso dirlo, certo, una marcia in più, perché certo. c'è tanta passione, no? Nel mio caso vi posso assicurare, è la passione che mi porta, come tutte le altre amministratrici, sono sicura, a conciliare tutto. Sono sicura e spero che anche la prossima legislatura sarà ricca di consiglieri regionali. Questa legislatura è stata straordinariamente ricca, e sono sicura che anche la prossima sarà così. Messo da parte il lavoro e messo da parte la politica e magari anche la famiglia, quando si riesce, cosa fa nel tempo libero? Allora, io sono un insegnante e mi occupo di servizi per la didattica, per il mondo scuola in generale, e mi occupo di progettazione di bandi, e quindi
il mio settore di impiego è questo. Mi ha aiutato molto anche la mia formazione accademica, perché se hai una formazione anche trasversale, no? E ti occupi di più temi, ti aiutano anche a essere più propositiva e ad essere più efficace nella tua attività amministrativa. E poi il giro delle sagre del Beh, weekend, che è un tema ricorrente effettivamente anche da altri suoi colleghi. La ringrazio per essere stata con noi a questa puntata di Un Quarto d'Ora con, e grazie come sempre anche al direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro, e di nuovo grazie ad Alessandra Sponda per essere stata qui con noi questa sera. Vi invito come sempre a continuare a seguirci su tutti i nostri canali di Verona Network, il quotidiano digitale Daily, Radio Adige TV e appunto tutti i canali anche social di Verona Network. Grazie ancora e buon proseguimento.